Sembra un bel pesciotto, signori. Imperial Bait, Scopana Love, omino di neve, e questi sono i risultati. Guarda che spettacolo. 20 kg tondi. Per noi è una linea che funziona veramente bene. Fagli vedere l'innesco. Diamo un altro sguardo a questa bella carpa golosa di Imperial Bait. Sempre Imperial Bait. Una corza. Imperial Bait, signori. Imperial Bait. Andiamo a rilascio. Imperial Bait, signori. E Team FS. Benvenuti e bentornati sul canale Team FS, signori. Oggi nuovo spot. Ci troviamo all'Engler Park. Siamo venuti anche noi del Team FS a fare una sessione qua. Ci sono alcuni video su internet e abbiamo voluto provare anche noi. Siamo con gli amici di Carp Fishing Dream, Mattia e Laura, due ragazzi squisiti. Che dire, due parole veloci, ragazzi. Siamo arrivati con la pioggia. Per fortuna, dopo le prime ore della mattina, il cielo si è aperto. È uscito un fantastico sole che adesso sta tramontando e abbiamo appena finito di montare il campo, tutto pronto. E che dire, abbiamo cercato i posti che più ci piacevano con il barchino e con l'ecoscandaglio. Sotto la pioggia. Sì, non tanto positivo per quello. Ci scusiamo se non abbiamo grandi riprese di questo momento, solo che Ma sì, tra la pioggia e la foga di trovare degli spot, di metterci in pesca in fretta. Sì, appunto, eravamo proprio focalizzati sul nuovo arrivo. E niente, adesso finiamo di montare il campo e speriamo di vederci tra poco dal materassino. Un saluto. Come on. Sono in televisione. Punta proprio nel sottoriva alla ricerca di qualche riparo. Però la Laura è riuscita a tirarla fuori. Oh, ma che cazzo di pesce è? Una bella specchi. È dentro, è dentro. È dentro. La grande particolarità di questo pesce, guardate il colore delle pinne. C'ha delle macchie molto particolari. Che spettacolo, cioè guardi. Un bel pesce. L'ho ingannata con un D-Rig. Bellissimo pesce. Finalmente è arrivata anche questa sessione all'Engler Park, molto aspettata, ed ero davvero curioso di venire a vedere questo lago, che ne ho sentito parlare davvero tanto. A primo impatto un lago davvero bello e particolare, con questa rete che divide il lago in due e divide il Veneto dal Friuli. Quindi ci troviamo in una situazione abbastanza particolare, un po' diversa dagli altri laghi. Qui possiamo pescare un po' come preferiamo, perché comunque ci sono alcune poste a gommone, alcune poste a barchino, alcune a lancio, alcune poste dove possiamo pescare sotto riva, altre dobbiamo uscire dal centro lago. Quindi un lago davvero versatile, una pesca dinamica, quindi possiamo divertirci in molte maniere e pescare come più preferiamo. Se anche voi siete stati qua all'Engler Park e ci avete pescato,
Scriveteci nei commenti la vostra opinione, cosa ne pensate di questo lago e magari se vi siete divertiti o meno. Esistono laghi molto più tecnici, lo sappiamo, almeno questo è l'impressione che mi dà, però qui all'Engler Park il bello è riuscire a trovare quello spot, proprio lo spot che ti può regalare tanto. Le prime calate le abbiamo effettuate su uno spot che per noi sembrava buono, tipo Luca aveva calato su della ghiaia, io su dei gradini duri, ma effettivamente non lo erano, perché non abbiamo avuto tanto movimento. Quindi un lago proprio dove bisogna andare alla ricerca dello spot, dove se quello spot lì non regala per quelle 5-10 ore, cambiare subito spot e cercarne uno finché non troviamo quello che regala da subito. Il pesce qua gira molto, abbiamo notato che gira davvero tanto in tutte le postazioni e mangia, perché se trovate il punto buono e gli fate trovare del cibo nello spot giusto, il pesce si ferma e potete fare tante partenze ravvicinate. Per quello anche ho deciso di tenere 2 canne vicine, perché visto come stava andando ho deciso di tenere 2 canne abbastanza vicine proprio per riuscire a fare anche delle doppie partenze o più partenze nello stesso arco della giornata. Oh, buongiorno dal secondo giorno. Diciamo che non è un posto molto semplice, bisogna avere alcuni accorgimenti. Adesso abbiamo un attimo cambiato la strategia di pesca, io e Andrea, dopo comunque aver visto le 4 partenze di Mattia e Laura. Teniamo le dita incrociate e speriamo di vederci tra poco dal materassino. Una partenza veramente strana, ragazzi. Ovviamente ferrata a vuoto. Ma penso che sarà solo questione di minuti. Vedo tanti salti, tanto movimento nella mia area di pesca. A me c'è qualche tanto pesce piccolo che riesce a prendere in bocca la pallina e ti muove il piombo. E proprio mentre calavo la canna con il barchino, l'avvisatore era spento perché avevo appena calato quella canna lì e l'avrei acceso da lì a poco. E mentre ero in combattimento, carpa quasi nel guadino. Ragazzi, queste carpe sono veramente forti. Oh, fra! Bam, di nuovo. Anche qui avvisatore spento, l'avrei acceso subito dopo la calata.
Yes! Una bellissima doppietta, ragazzi. Era appena partita una canna, per sfortuna slamata. Mentre ricalavo, partita una, i ragazzi mi hanno aiutato a calare la seconda mentre ho afferrato questa. E poi è partita anche quella che avevamo appena calato. Sempre il pile bait, una garanzia, ragazzi. Andiamo a rilascio. Due bellissimi pesci. Al tramonto, un'altra partenza per Luca. E ragazzi, non vorrei parlare prima di averla vista, ma per me questo è il pesce più grande della sessione. Imperial bait. Per adesso non l'abbiamo ancora vista. Ah, è bella arrabbiata questa, è bella arrabbiata. Fra. Oh, una doppia. Vai, si viaggia. Un'altra bella doppietta, due carpe arrabbiatissime. Ma ragazzi, è un combattimento veramente mozzafiato. Dal combattimento avrei giurato che era almeno il doppio. Qui all'Angler Park abbiamo visto che la forza di questi pesci è veramente mostruosa. Cioè, per pesci comunque non di taglia, non grandissimi, comunque sempre bei pesci, Essendoci anche poca acqua. hanno una forza incredibile. Non c'è moltissima acqua, come dice appunto Andrea, però sono pesci fortissimi. Dai, Yes, ci siamo? Sempre Imperial Bait, la mia è Scopana Love affondante e pop-up, un omino di neve anche per Andrea, però l'innesco era Crowfish. Che gioia, che spettacolo, signori, che spettacolo. Finalmente qualcosa ha incominciato a muoversi, Vi parlo dalla mia bellissima nuova tenda, Avid Screen House Compact. È un piccolo gazebo e direi molto veloce da montare, con una bella veranda, comodo per, diciamo, le sessioni veloci, magari per delle sessioni dove abbiamo poco spazio. Questa è sicuramente la scelta migliore. È un gazebo da 1, quindi non possiamo pretendere grandi misure, è comunque molto spazioso. Andre. Dai ragazzi, deve venire. Ah, sì. Che bella sta regina, oh. Una panzerotta, facci vedere il terminalo. Fagli vedere l'innesco. Si capisce. Imperial Bait, signori, omino di neve, full Scopana. Diamo un altro sguardo a questa bella carpa golosa di Imperial Bait. Una smanciata di pellet e una smanciata di Tiger. Appena rilasciato la mia carpa e Luca, è partita Luca, canna di sinistra, lancio, speriamo in un pesce gatto.
Non penso. Cioè, ha dei riflessi che sembrano rosa. Una corza. Che bello. Guardate la particolarità di questa faccia. Guardate che muse che c'ha. Una doppietta ragazzi, una doppietta. Partita a me, dopo un secondo è partita la Laura. Ma guardate Che che pesce. due bellissimi pesci. Sono circa le 4 del pomeriggio, abbiamo fatto una super doppietta. Pesce per niente male. Un ottimo premio. Un ottimo premio. Imperial Bait signori. Imperial Bait. Tanta roba ragazzi. Guardate mitica koi che ha preso la Laura. Uno spettacolo. Il carpran che avete visto prima. Un pesce magico. C'ha i riflessi blu. Ragazzi, partenza in diretta quasi, mentre stavamo lavorando a qualche nuovo progetto. È partita la cannaluca. Scopana, ormai è una garanzia. Scopana ragazzi. Il nome è una garanzia, anche se non sembra, ma Scopana Love, Scopex Ananas, dei gusti davvero potenti. Stanno regalando. Appena portiamo la carpa sul materassino, poi vi mostriamo i prodotti. Ci siamo, ancora in combattimento Luca, dopo 10 minuti. Quasi 10 minuti. Non sembra piccola signori, non sembra piccola. Eccola, eccola. Mitico Emblem, bobina oro. Canna 90, Si è ripresa almeno 5 metri. Nash X Series. Oh, Più di tutto in 5 live. metri si è ripresa. Bel combattimento. Basta, adesso non ti condiziono più. Cioè, se lo prende lo stesso, figa. Bel pesciotto, signori. Un combattimento abbastanza impegnativo. Però un bel premio. Andiamo a rilascio. Diciamo due parole su Imperial Bait. È un marchio che nasce nel 2003-2004 in Germania da Max Nollert, che è il proprietario. La linea ovviamente non finisce qua, noi oggi vi mostriamo solo alcuni dei suoi prodotti. Oggi qui con noi per la nostra sessione abbiamo usato Crowfish, che è una bomba micidiale. Abbiamo Elite e le Scopana Love, che è una linea che è uscita mi sembra 2 anni fa,
Tanta roba queste palline. Tanta roba. E insieme a alcuni prodotti nuovi, parliamo sempre di 2 anni fa, Max ha deciso di creare anche le palline di diametro 30. Oggi qui del 30 abbiamo la linea Elite, che è circa, che sarebbe un GLM con qualche aggiunta di farina di pesce molto potente. Voglio ringraziare Eugenio Morini del negozio Hobby Pesca e Acquari di Cremona. Grazie Eugenio. Grazie mille Eugenio, vi lasciamo il link in descrizione del suo negozio. Ha tantissimi prodotti e ha tutta la linea di Imperial Bait e Imperial Fishing. E Eugenio è il responsabile per la distribuzione di marchio Imperial Bait, Imperial Fishing per l'Italia. Molto soddisfatti di questi prodotti, per noi è una linea che funziona veramente bene, infatti oggi ci ha dato veramente tanti risultati. Tutti i miei pesci sono stati catturati con scopana e crowfish. Per ora le mie favorite sono le scopana. E se siete interessati non dimenticatevi il link in descrizione dove potete trovare il negozio di Eugenio e tutte le varie esche e linee che hanno in commercio. Nella descrizione troverete anche il catalogo, quindi potete benissimo vedere che prodotti, cosa c'è all'interno e tutto quello che vi interessa, insomma. Quindi che dire, noi ve li consigliamo, sono prodotti veramente validi. Vale sicuramente la pena provarli. Vale sicuramente la pena fare una prova. Basta. Dai, apri l'archetto. Ah, che bolla là. E lì c'è l'argaio, fra, che vedevamo ieri. Fra. Ah, non c'è un cazzo. C'è. Apri la pressione. Guarda che sono andato. Ho perso i calzini. Ragazzi, abbiamo deciso di mostrarvi cosa è successo, rendendo l'accaduto quasi comico, se si può dire. Ma voglio comunque precisare 2 punti. Io mi reputo veramente un esperto nuotatore. E il secondo, ma non meno importante, non c'è uno strapiombo. La profondità, il livello dell'acqua aumenta leggermente, ma comunque per una mia salvaguardia e dei miei piedi soprattutto ho preferito nuotare e non camminare, rischiando così di tagliarmi o ferirmi. E nel mentre è partita anche Andrea. Ottima conclusione per un epico momento. No, io spero che voi abbiate ripreso. Sì. Sta bene. Luca lo metto qua sull'erba. Dici, vede? Questa over 15 sicuro. Come solo 15? Partita la fatica che ho fatto, forse 20. No, cazzo è grossa. Grosso. Oh Luca, dove vai? Grazie. È dentro? Yes! Grossa, non so se lo va dentro. Speriamo. 19 kg, un bel pesciotto. Doppietta con un'altra bella specchiotta. Sempre Imperial Bait. Due bei pesci. Scopana love.
ragazzi, ho fatto 2 belle catture. Iniziamo con la più piccola. Questa bellissima specchi sui 15-16 kg, catturata con Scopana Love. Eccola qua. E questa è la Big. Guardate che spettacolo. 20 kg tondi di pesce. Anche questa presa da fuori. Sempre Scopana Love. E di nuovo ci siamo sul pezzo, Andrea, Ci siamo. con la Catch More Carps. Mezzogiorno. Ho continuato a ricalare negli spot buoni. Con un po' di pastura. Con Imperial Bait. E le carpe continuano a mangiare. Ci sto mettendo ogni tanto 5-6 palline di crowfish. Un reginotto. Vai. È mia nostra. Dai, è un altro bel reginotto. Uno spettacolo. Bel reginone lungo. Sempre stessa canna. Il mio di neve Scopana Love Imperial Bait. E ha portato un altro bel pesce dall'Engler Park. Bene ragazzi, vorrei dire 2 parole sull'esca che abbiamo utilizzato. Imperial Bait è stata l'esca principale per questa sessione. Abbiamo pasturato con delle palline self-made anche, e poche. Abbiamo voluto fare una prova base beer food, abbiamo messo qualche aroma Scopex e ananas. Direi che comunque è una buona base di pastura, ha fatto il suo lavoro. Pensiamo che queste boilers da pastura più la linea da innesco di casa Imperial Bait, pensiamo che sia stata la mossa vincente. Ci siamo, altra partenza, piccola carpa, molto arrabbiata.
Ho ricalato da circa 45 minuti, un'oretta ed è partito. Sempre là in fondo, sempre Scopana Love, Imperial Bait. Un'altra carpettina. Scopana Love, fuori col barchino. Un'altra bella carpa qua all'Angler Park. Un'altra bella carpa catturata con Imperial Bait. Piccola, arrabbiata e colorata. Pensavo di avere la videocamera già attiva, invece non era accesa, peccato. Mica tanto piccola, Ragazzi, Matti sta dormendo, rubiamogli la bici. Ciao! 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 Ma è alla fatiga. Penso che questa sia la zona di ripopolamento di questo lago. Un bel quadrato, giusto giusto. I primi 2 giorni sono stati un po', sabato e domenica sono stati un po' duri. Ho fatto solo 3 partenze la domenica, 4 partenze, catturato solo un pesce. Ma invece da stamattina, quando ho cambiato gli spot, ho visto subito gran movimento. Sabato siamo arrivati, ho tirato fuori il barchino, ho iniziato a scandagliare tutta la mia postazione, tutti i miei spot qua davanti, ma non ho voluto uscire più di tanto. Ho trovato davvero degli spot interessanti, dei bei gradini. Fuori in centro al lago verso la rete, a 110 metri, c'erano dei gradini di 20 cm con un fondale abbastanza duro e poco puzzolente. Di conseguenza ci ho calato immediatamente, abbastanza fiducioso anche. All'apparenza sembravano davvero degli spot buoni, ma dopo 48 ore che Luca, Laura e Mattia facevano dei bei pesci e io ero abbastanza fermo, mi sono fatto 2 domande. Anche se lo spot sembra buono, effettivamente non lo è. Quindi ho deciso il terzo giorno, lunedì mattina, ho deciso di fare su tutte e 3 le canne e ricominciare da capo. Ho ripreso il mio barchino, ho acceso l'eco e sono uscito ancora. Imperial Bait, signori. E Team FS. Oltre agli spot ho deciso di cambiare anche i miei inneschi. Ho deciso di calare degli inneschi molto più generosi. Infatti sono passato da bilanciate del 15, pop-up del 15, tigerina con chicco di mais a omini di neve 20-15, 20-18. Ho iniziato a calare inneschi più generosi negli spot nuovi e le partenze non si sono fatte aspettare più di tanto. Dopo un'oretta e mezza, massimo 2, erano già partite praticamente tutte e 2 le canne che avevo calato nei 2 spot nuovi. Da quelle 2 catture poi è stato tutta una partenza dietro l'altra. Ho trovato davvero 2 spot buoni, quindi sono stato soddisfatto. Nel pomeriggio ho fatto la stessa cosa anche con la terza canna.
La terza canna ce la lancio in bombetta. Quando sono arrivato ho sondato col piombo e la canna e ho trovato una bella zona dai 60 agli 80 metri, pulita, dura, poco puzzolente. Quindi ho deciso di tenermi in quella zona lì per, diciamo, tutta la sessione con quella canna. Non volevo assolutamente lanciarla più fuori e neanche più vicino, perché dal nostro sottoriva fino a circa 60 metri non è tanto pulito, almeno ci sono dei punti puliti sì, ma lì da me no. Quindi il range era dai 60 agli 80 metri. A forza di spostare la canna 2 metri più a destra, 2 metri più a sinistra, 5 metri più avanti, alla fine, dopo tutti questi cambiamenti, è partita anche la canna bombetta. Quindi in 6-7 ore sono riuscito a far partire tutte e tre le canne, cosa che non sono riuscito in 2 giorni. Quindi questo per dire che quando affrontiamo sessioni da 5, 4-5 giorni, è vero, abbiamo tanto tempo, però quando gli spot che abbiamo scelto non ci regalano per 24-48 ore, è meglio cambiare qualcosa. È meglio far su le canne, riniziare da capo e riflettere bene sul cosa possiamo cambiare, cosa possiamo migliorare. A partire dall'innesco, dalla pastura, dal rig e soprattutto dallo spot. Perché, come ben sappiamo, lo spot fa l'80% del lavoro. Se non avessi avuto le boilers di Imperial Bait, sicuramente non avrei preso tutti questi pesci. Queste palline qua mi hanno davvero aiutato in questa situazione, soprattutto perché dalla prima calata hanno iniziato subito a regalare. Dopo un'ora è partita subito la prima canna che avevo calato con l'omino di neve Scopana Love Imperial Bait, l'omino di neve 20-15, Scopex Ananas, una pallina che rilascia fin da subito e rimangono anche tante ore in pesca, quindi sono delle gran palline per fare delle notti, delle gran palline da lasciare giù un bel po'. Questo innesco qua è stato da subito vincente, ci è piaciuto fin da subito, di conseguenza abbiamo deciso di calare anche un'altra linea, la Crowfish, che è granchio pesce, delle palline davvero unte, davvero oleose, e non ci hanno fatto aspettare tanto per una partenza anche quelle palline lì. Infatti partivano in diretta, signori. Mentre parlavo delle crowfish, E qua ho innescato Crowfish eccole qua. affondante con la pop-upina half and half, sempre Crowfish, che non è proprio pop-up al 100%, è half and half, metà pop-up e metà affondante del 15. Stavo proprio parlando delle crowfish e a Luca è partita in diretta a missile la canna con l'omino di neve crowfish. Calata mezz'ora fa, massimo, col barchino, in fuori, centrolago, vicino alla rete. E appunto è partita subito. Le palline iniziano a lavorare da subito, iniziano a rilasciare davvero un sacco di olio, un sacco di unto, un sacco di aroma. Dato il risultato sorprendente e soddisfacente delle prime 2 linee, dei primi 2 aromi, cioè Scopana Love e Crowfish, abbiamo deciso di innescare anche la terza linea, l'Elite. Ho voluto calare un omino di neve generoso da 30-24, calato verso sera, e alla notte, verso le 4 di notte, è partita missile e ci ha tirato su dalla branda.
Quindi che dire, abbiamo usato 3 linee, 3 aromi e tutte e 3 ci hanno regalato gran bei pesci e gran belle soddisfazioni. Dato dei risultati, non vediamo davvero l'ora di provare gli altri aromi e le altre linee di Imperial Bait. Vi voglio mostrare in velocità qual è la pastura che andavo a calare col barchino. Innanzitutto andavo a mettere una scucagliata di Tiger e canapa, poi una scucagliata di pellet. Oh, c'è! Tieni presto, mo. Sembra un bel pesciotto, signori. Canna lanciata circa un'oretta e mezza fa. Io e Andrea stavamo facendo alcune riprese sulla pastura che abbiamo utilizzato, sulle esche, e Imperial Bait non molla, una garanzia. Ieri qua sotto ho rischiato di perdere un pesce, uno dei pesci più belli che abbiamo catturato, 19 kg, e vedo che questa carpa sta puntando allo stesso punto che puntava l'altra carpa di ieri. Abbiamo passato l'algaio, difatti il pesce adesso ha puntato un'altra direzione, è qua sotto, ma non sembra collaborativo. Ovviamente non ho neanche il bisogno di dirvelo, Scopana Love. Ho innescato un omino di neve, solito, da 3 giorni ormai. Adesso basta chiacchiere, concentriamoci sul pesce e cerchiamo di portarlo a guadino, perché sicuramente è un bel pesce. Bel pesce. Sarete voi a dirmi quant'è. - 18,2. Ci siamo, decisamente un bel pesce, 17,5. Molto bene, Imperial Bait, Scopana Love, omino di neve, e questi sono i risultati. Guardate che schiena, ragazzi. Mi raccomando, sempre l'importanza dell'ossigenazione dei pesci. Non abbiate fretta, soprattutto in questi momenti. Un minuto in più non vi cambia niente. E via. Ritorna da dove sei venuta. Adesso incominciamo a smontare piano piano il campo e speriamo di vederci di nuovo dal materassino. Bene, aspetta. Un'altra bella partenza, ragazzi, un'altra bella partenza. Sempre Imperial Bait.
Ragazzi, questa carpa è stata allamata tante volte da carpisti senza usta. Coda bicolor. Guardate i dettagli di questo pesce nelle pinne. Bicolor. Bel pesce. Un altro bel pesce. Un altro bel pesce. Finiamo di smontare il campo e chissà che non parta anche l'ultima canna. Preparativi per il ritorno a casa, signori. Inizia a smontare tutto. È arrivata alla fine anche di questa. Sessione è finita. Molto soddisfatti, è stata veramente un'avventura. È stato bello. Angler Park, andiamo via soddisfatti. Torneremo. E con le tasche piene, direi. Abbiamo fatto tantissimi pesci, l'ultimo giorno la taglia si è leggermente alzata, difatti da 20 kg di Andrea, 16 kg, 17,5 per me. L'ultimo giorno la taglia si è alzata. E niente, non ci rimane che salutarvi, darvi appuntamento a un nuovo video, sempre nuovi spot, sempre nuove esche e nuove carpe. Un saluto. Ciao. Siete ancora qua? Sì, siamo ancora qua. Fammi leggere. Ciao Luca. Ciao. Luca, piacere. I professionisti, signori, i professionisti. Niente di meglio che trovare Fox prima di andare a casa.